Bentornati al nuovissimo appuntamento con le previsioni meteo. Per quanto riguarda l'arrivo della perturbazione di matrice nord atlantica, eccola che giunge proprio sfonda sull'Europa. Come possiamo notare, ecco, nella giornata di lunedì abbiamo avuto già i primi effetti con delle piogge che hanno agito comunque in forma debole, soprattutto nella serata sul nord-ovest, in modo particolare sulla Liguria e proprio anche a tratti sulla Emilia e sul Basso Veneto. Questi fenomeni e questa perturbazione tenderà poi gradualmente a spingersi verso il Tirreno, quindi per portare un netto peggioramento del tempo per quanto riguarda la giornata di martedì. Prima però di parlarne andiamo a vedere un grande cambiamento che accadrà proprio per quanto riguarda la vigilia di Natale. Come potete vedere, il freddo artico, che adesso è situato sulla Russia, continuerà a progredire sempre più verso sud. La marcia sarà verso i paesi dell'Europa orientale e quindi progredendo proprio verso questi settori saremo coinvolti in parte, proprio per quanto riguarda la vigilia di Natale, da questo flusso artico che porterà un deciso calo delle temperature a partire dall'Europa centrale, proprio per la spinta dei venti nord-orientali. Soffierà la bora proprio dalla vigilia di Natale, con il netto calo della neve soprattutto sulle zone alpine sotto i 500 metri, sulle prealpi anche sotto i 700 metri dalla serata della vigilia. Per quanto riguarda il nord saranno comunque meno distribuiti per quanto riguarda le precipitazioni, soprattutto il nord-est, un po' più distribuite invece per quanto riguarda gli accumuli nevosi, soprattutto sul Piemonte. Il Piemonte risentirà maggiormente, ritornerà in inverno e poi soprattutto nel corso della giornata di martedì. Ecco che quindi la spinta dei venti meridionali, pur portando una impennata termica al sud con punti di 17 gradi, avremo l'arrivo della fase di maltempo un po' più incisiva, con delle piogge che agiranno non solo sul nord-ovest, sulla Lombardia centro-occidentale in modo particolare e l'Emilia, ma anche a tratti sulle zone del versante tirrenico, ove avremo maggiormente distribuite le precipitazioni, con rovesci a tratti e la potaneve che comunque sarà ancora alta in Appennino. Diversamente al nord-ovest sarà attorno ai 1000-1300 metri. Al sud qualche pioggia anche sulla Sardegna, la Sicilia, la Campania, il versante ionico in modo particolare. Le condizioni che vivremo quindi per la vigilia di Natale saranno un po' più interessanti, perché proprio nella vigilia di Natale giungerà quest'aria un po' più fredda per l'investo dei venti di bora di aria matrice artico-continentale dalla Russia, che in parte porterà un peggioramento del tempo anche sulle zone prealpine e su parte del nord, dove avremo la quota neve tra i 600-800 metri, se non addirittura sotto i 500 metri sul Piemonte, quindi anche a tratti nel Cunese. Al centro qualche rovescio, comunque intermittente, insomma alternato a delle pause, le troveremo sulla Toscana, sull'Umbria e sul Lazio, mentre avremo più variabilità sull'Adriatico con meno probabilità di precipitazioni. Al sud invece l'instabilità si concentrerà in modo particolare sulla Sardegna e sulla Campania. Queste le condizioni meteorologiche che vivremo nella vigilia. Poi comunque anche per quanto riguarda Natale avremo ancora della residua instabilità, soprattutto fino al mattino sul nord-ovest, con delle piogge indicate a quote comunque relativamente basse sul Piemonte e con delle nubi irregolari altrove che subiranno quindi minor probabilità di precipitazioni e più stabilità. Avremo invece un Santo Stefano invece con bel tempo al nord, quindi avremo un po' più di variabilità, seppur in un contesto stabile. Diversamente invece al sud avremo delle piogge residue sulla Sardegna, mentre noi subiremo una lieve rimonta anticiclonica nel corso dei giorni successivi, seppur non è escluso che da sud possano arrivare nuove piogge proprio sulle regioni meridionali, seppur in un contesto ancora umido e relativamente mite su questi settori. Diversamente invece il nord vedrebbe sì un recupero delle temperature, però le minime che caleranno e torneranno le gelate in Val Padana. Insomma, questa è la situazione che vedremo poi, come vedete, entro la fine del mese addirittura un'eruzione molto fredda di matrice artico-continentale che potrebbe quindi portare stabilità. Non si intravedono precipitazioni perché le fasi più instabili sono attese sull'Europa orientale, sul Mar Nero, quindi non arriverebbero quindi degli impulsi decisivi che colpiranno il Mediterraneo
Parliamo soprattutto del nord, non si intravedono quindi delle formazioni sul Mar Ligure che porteranno nevicate a quote basse. Non si intravede nulla di tutto questo e attenzione, perché essendo una distanza temporale può subire modifiche, ma già gran parte dei modelli e centri di calcolo analizzano perfettamente che il quadro generale tra il 28 e il 30 vede una scarsa probabilità di precipitazioni al nord e maggiore invece al sud Italia. Staremo a vedere nel corso dei prossimi giorni, ma al momento l'ottica che viene delineata è questa. Ci risentiamo ai prossimi aggiornamenti meteo.